Invernale 2026, le previsioni sono state rispettate, il CONI ha deciso per una candidatura a 3 con Cortina insieme a Milano e Torino. Soddisfatto il governatore Luca Zaia, accogliamo con gioia questa bellissima notizia per Cortina e per il Veneto, siamo pronti e motivati al massimo. Virus West Nile, c'è la prima vittima veneta, si tratta di un 79enne veronese, intanto al Caponcelo di Treviso altri 2 casi, un uomo e una donna, le loro condizioni vengono considerate buone. Un ciclista padovano e un'anziana che si è accasciata a terra in centro a Verona sono le prime vittime del gran caldo di questi giorni, in arrivo però i primi temporali. Il segretario nazionale della Lega dà re contro il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Pizziolo, che aveva invitato ad una maggiore responsabilità nell'accoglienza ai migranti, gli ospiti lui nel suo castello di San Martino, dice da re. Sorpresa durante i lavori in piazza San Marco a Venezia, gli scavi riportano alla luce 2 scheletri di un uomo e una donna che potrebbero risalire all'epoca medioevale. Innovativa tecnica microinvasiva per rimuovere una massa al cuore, evitando così un'operazione a cuore aperto, è stata utilizzata all'ospedale di Padova su un paziente 70enne. I titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque lo avete sentito, nel pomeriggio è arrivata la tanto attesa decisione del CONI che ha deciso per una candidatura unitaria per le Olimpiadi invernali del 2026. Cortina dunque ci sarà insieme a Milano e Torino. Dunque grande gioia in Veneto e allora mi collego subito con Tiziana Bolognani che si trova per noi proprio nella città protagonista di oggi, Cortina. A te la linea, buonasera Tiziana. Buonasera Francesca, buonasera a tutti voi ai telespettatori che ci seguono da casa. Giustamente l'hai detto, è stata una giornata di grande attesa, ma una giornata di grande gioia, di soddisfazione per il raggiungimento, lo diciamo subito, ancora di una candidatura, non dell'Olimpiade. Cortina, Milano e Torino se la vedranno evidentemente il prossimo anno con altrettante candidate, anzi sono 4 le altre candidate e sarà una partita, lo diciamo subito, molto complicata, molto difficile. Questa decisione che è arrivata nel pomeriggio ha diviso i cortinesi e ha diviso anche i turisti che abbiamo incontrato qui in Corso Italia, perché se da un lato i turisti sono propensi, favorevoli per questa candidatura a 3, candidatura chiamata per il momento momentaneamente delle Alpi, anche se il presidente del CONI Malagò ha già annunciato un sondaggio, un concorso di idee per scegliere il nome per identificare questa Olimpiade invernale 2026, questa candidatura. Ebbene vi devo dire però che tra gli autoctoni le critiche, il pensiero è un po' pesante, soprattutto in ragione del fatto che si ritiene che il CONI proprio per ragioni politiche, per non scontentare nessuno, abbia fatto un pasticciaccio, nel senso che abbia scelto di non decidere accontentando un po' tutte e 3 le candidature e questo evidentemente è pone una serie di questioni anche a livello politico. Vi devo dire subito che questa candidatura non è una candidatura esosa, Malagò lo ha già detto, costerà qualcosa come poco meno di 380 milioni di euro ed è sicuramente una cifra molto inferiore rispetto all'importo che si sarebbe dovuto mettere in preventivo se ciascuna delle 3 città candidate, quindi Torino, Milano e Cortina, avesse scelto di procedere in solitaria. Così facendo Malagò invece ha detto che sono stati rispettati i 13 punti indicati dalle disposizioni del Consiglio dei Ministri e quindi del Governo e al quale adesso passa la palla, sarà il Governo a decidere, ad esaminare il dispositivo che ha portato questo pomeriggio il Consiglio nazionale del CONI a questa decisione. Ci sono già i primi rumors, le prime
come dire, indiscrezioni anche sulla scelta delle località per quanto riguarda evidentemente la cosa che è più importante, cioè le gare sportive. Per quanto riguarda Cortina, Cortina ci sarà sicuramente per il bob, per lo skeleton, per lo slittino, mentre sapete che questa candidatura è stata sostenuta anche da Trento e da Bolzano, e in Val di Fiemme si terranno altre due gare. Noi stavamo aspettando, ve lo dico, il rappresentante in seno a Fondazione Cortina 2021, dei Mondiali 2021, Alberto Ghezze, che dovrebbe raggiungerci a momenti l'uomo chiave, si è detto, di Cortina 2021, un grandissimo sportivo, il responsabile della squadra femminile di velocità di Coppa del Mondo, che oggi siede in seno al Consiglio d'amministrazione per la Fisi della Fondazione, ci raggiungerà e ci racconterà tra poco, quindi vi chiedo subito la possibilità di un ulteriore collegamento, ci racconterà evidentemente il lato sportivo di questa vicenda, per la quale avete già anticipato il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si è espresso in maniera favorevole, evidentemente la gioia e anche un risultato importante per tutto il Paese. Lo hanno sottolineato anche gli ex presidenti del CONI Carraro e Pescante, che oggi sono membri di diritto del CIO e hanno avuto parole veramente di grande elogio per il lavoro fatto da Malagò. Per il momento, se non avete domande da studio, vi restituirei la linea, mentre qui il cielo di Cortina comincia a annerirsi e stanno arrivando le nuvole, forse il temporale annunciato dal Dipartimento della Protezione Civile ieri, che ha emanato uno stato di allerta anche in previsione di una possibile allerta nella zona della frana di Borca di Cadore. Francesca, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie intanto Tiziana per la tua cronaca della giornata di oggi. Chiedici la linea quando arriverà l'ospite che hai annunciato. Intanto grazie a Tiziana Bolognani e a Federico Cibotto per il supporto tecnico. E come anticipato Tiziana Bolognani, soddisfazione da parte del governatore Luca Zaia, che ha parlato di una gioia per Cortina e poi ha detto siamo pronti e motivati. Sentiamo il governatore del Veneto. Direi strepitosa è la risposta concreta a quei pochissimi che pensavano che fosse tutta un'operazione mediatica. Cortina di fatto è nella candidatura italiana, nella candidatura unitaria, quindi è premiata per il bel dossier che abbiamo presentato. È un lab degli sport invernali più grande d'Europa, viene premiata anche Cortina con questo riconoscimento, ovvero Milano, Torino e Cortina saranno la candidatura italiana. È l'occasione per valorizzare definitivamente le nostre Dolomiti, ma anche l'occasione per dire che tra le 15 discipline olimpiche ambiremo a fare tutto quello che è neve, sci, anche perché noi avremo le piste pronte, preparate dai mondiali di sci del 2021. Il dato positivo oggi da comunicare è che Cortina c'è. Cortina c'è ed è un grande risultato. Adesso dobbiamo lavorare tutti pancia a terra affinché la nostra candidatura si diventi nomina per le Olimpiadi invernali 2026 e quindi il CIO riconosca all'Italia questo titolo. E sulla decisione del CONI il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Solita soluzione all'italiana, c'era da aspettarselo. Noi in realtà speravamo che la Giunta Nazionale del CONI scegliesse Cortina come sede delle Olimpiadi invernali del 2026, uno scenario straordinario che non ha uguali e che certo è meglio di Milano, di Torino e di qualsiasi altra città italiana, le Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, Trento e Bolzano aveva proposto il governatore Zaia, risposta candidatura unitaria, tutti quanti, una bella mucchiata, Cortina, Torino e Milano tutti assieme. Una decisione salomonica del CONI, del dottor Giovanni Malagò, per non scontentare nessuno e per accontentare tutti i partiti, perché ovviamente la politica infila le mani anche nello sport, soprattutto quando mediaticamente l'effetto è davvero notevole, gli interessi economici sono importantissimi e ovviamente gli appetiti sono enormi. Cosa dobbiamo dire? Che la solita decisione salomonica per accontentare tutti e non scontentare nessuno, un pasticcio, una buffonata,
una pagliacciata, perché vi immaginate le Olimpiadi invernali spalmate sulle Alpi. Se si vuole andare ad assistere alle gare di hockey deve andare magari a Torino e poi per lo sci devi tornare a Cortina, insomma davvero una confusione enorme, con la governance che non c'è, con il rischio che davvero scoppi un caos indescrivibile. Milano ha già sbattuto la porta, ha detto noi forse daremo un contributo ma non gestiremo la cosa. Torino forse si sfila, ecco, magari rimane Cortina alla fine della fiera, però il problema è questo, cioè non c'è qualcuno in questo paese che sappia prendere delle decisioni importanti. Si temono gli effetti di decisioni impopolari, si teme di avere reazioni negative, di non godere di buona stampa, e allora si prendono queste decisioni assurde. Poi dopodiché, quando il CIO, che ha derogato al suo regolamento concedendoci questa candidatura unitaria, cosa farà? Sceglierà un'altra città e noi lo prenderemo in saccoccia. C'è davvero da chiedersi che cosa conti il Veneto anche in queste circostanze, perché si dice sistema, lobby, parlamentari, ministri, il governatore, dopodiché dobbiamo dire ancora una volta che il Veneto è stato sacrificato e l'abbiamo presa in saccoccia. Siamo alla cronaca, virus West Nile, c'è la prima vittima veneta, si tratta di un anziano del Veronese. Intanto si segnalano 2 nuovi casi al Cafoncello di Treviso, le condizioni dei pazienti però fortunatamente sono considerate buone. Un'anziana moglianese e un 36enne del San Donatese sono i 2 nuovi pazienti colpiti da West Nile e ricoverati al Cafoncello di Treviso. Bisogna subito dire che le condizioni di entrambi non preoccupano, al punto che il veneziano è stato già dimesso. Per precauzione il Dipartimento di Prevenzione ha consigliato interventi di disinfestazione nelle zone di residenza dei 2 pazienti. Si tratta di 2 nuovi casi dopo quelli della scorsa settimana, che avevano riguardato una 50enne di Fossalta e un uomo ricoverato a Conegliano, colpito dalla febbre dengue. Purtroppo però in Veneto c'è da segnalare la prima vittima per la febbre del Nilo. Come fa sapere la Regione, si tratta di un 79enne della provincia di Verona colpito dalla forma neuroinvasiva del virus. L'assessore regionale alla sanità fa sapere come, con una nota inviata il 30 luglio dalla stessa direzione, l'attenzione al verificarsi di casi di infezione umana da West Nile è stata elevata ai massimi livelli e il piano regionale Vettori 2018 è attuato in ogni sua parte. L'ultimo bollettino sulla sorveglianza delle arbovirosi alla data del 31 luglio indicava la conferma di 19 casi. URSS e Regione ricordano poi l'importanza delle misure di prevenzione da adottare, come usare repellenti, indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all'aperto, utilizzare zanzariere, svuotare di frequenti vasi di fiore o altri contenitori con acqua stagnante. E purtroppo si registrano anche le prime vittime per il caldo. Si tratta di un'anziana già affetta da diverse patologie che è morta dopo essere svenuta nel quartiere di Borgo Venezia in centro a Verona. Malore fatale per un ciclo amatore sui colli Euganei, forse provocato anche questo dalle temperature elevate. A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti, ma al suo arrivo il personale del 118 non ha potuto che constatare la morte di Gianfranco Polenzani, un ciclo amatore 71enne di Battaglia Terme. Forse un malore provocato anche dal gran caldo di questi giorni alla base del decesso. L'uomo era privo di sensi accanto alla sua bicicletta ad Arquà Petrarca. Sul corpo è stata disposta l'autopsia, sul posto i carabinieri di Abano. Dunque non accenna ad attenuarsi la morsa del caldo sulla nostra regione, temperature già oltre 35 gradi a metà mattinata, clima torrido a causa di temperature rimaste elevate anche durante la notte, quando però non sono mancati piovaschi isolati nel veneziano, nell'area dei Colli Euganei, nel Padovano e nella pianura rodigina. È stata l'AFA oggi a dare il maggior disagio stamane sul litorale veneto, il tasso di umidità era del 100%. La città venete che domani saranno contrassegnate dall'emergenza
a caldo con bollino rosso sono Venezia e Verona. Intanto la Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica dichiarando lo stato di attenzione su tutto il territorio fino alle 8 di venerdì 3 agosto. Sul Veneto si riscontra una leggera ondulazione ciclonica che interessa marginalmente la regione e che potrebbe causare nelle prossime ore rovesci e temporali che potrebbero essere anche di forte intensità. E all'Electrolux di Susegana, in provincia di Treviso, è scattato lo sciopero proprio a causa delle temperature elevate in fabbrica. Non è bastato per risolvere il problema offrire agli operai fette d'anguria. Non è possibile pensare che i lavoratori, a prescindere dalla temperatura, lavorino sempre nelle stesse condizioni. Siamo esseri umani e ciò che sta accadendo non è umano. C'è gente anche che sviene, mancamenti. Temperature insopportabili all'Electrolux di Susegana, ma l'azienda ai lavoratori è andata incontro solamente offrendo anguria in sala mensa e ipotizzando di spostare i turni di giorno alla notte, idea respinta come provocatoria dai sindacati. Ieri abbiamo superato i 35 gradi, oggi sarà ancora più caldo dentro in fabbrica. Ed è la condizione peggiore perché insieme alle temperature alte i ritmi delle catene di montaggio sono ritmi altissimi. Noi lavoriamo ogni 45 secondi un frigorifero e in 45 secondi si fanno anche 10, 15, 16 azioni di montaggio. Abbiamo chiesto all'azienda di tener conto di questa condizione eccezionale e di avere delle pause aggiuntive, 10 minuti ogni ora sia ciò che serve. Vuol dire aggiungere 20 minuti a ciò che c'è solo per questi giorni e per le ore più calde stiamo parlando, quindi troviamo strano il comportamento dell'azienda che ha dato delle buonissime angurie ma non dà le risposte ai bisogni di salute dei lavoratori. Solo così per i rappresentanti dei lavoratori si possono evitare malori e ritmi pericolosi. Il personale ha adottato autonomamente le precauzioni del caso. I lavoratori nelle ore più calde stanno facendo delle pause auto-organizzate, autogestite, noi facciamo un quarto d'ora circa ogni ora e mezza di lavoro e con questo abbiamo risolto momentaneamente il problema. Minuti di pausa retribuita e minuti di sciopero, dunque 45 complessivi nell'arco della giornata, limitati a questa ondata di caldo eccezionale che andrebbe affrontata, secondo i lavoratori, con piani studiati per tempo, non certo con l'anguria. Continuiamo a parlare di lavoro, una brutta estate per 96 lavoratori della FIP di Selvazzano nel Padovano. Domani verrà presentata richiesta di concordato preventivo per il ramo edilizia dell'azienda. Per i dipendenti inizierà una lunghissima trattativa sindacale per salvare i posti di lavoro. Non è bastato il presidio odierno dei lavoratori, 96 di loro finiranno in mobilità, mentre giovedì 2 agosto i contabili della FIP presenteranno richiesta di concordato fallimentare per il ramo edile della società. È l'inizio della fine per una storica azienda padovana? Beh, io direi che è ancora presto per dire questo perché ci sono ancora diversi passaggi, tra cui il Ministero, per vedere anche tutta la questione dei crediti che la FIP avanza dalla pubblica amministrazione e da chi potrebbe comprare i cantieri e prendere una parte di questi lavoratori e quindi ridurre l'esubero. Crediti verso pubbliche amministrazioni. L'azienda non ha voluto quantificarli e nemmeno rivelare quali siano gli enti pubblici debitori, anche se quasi di certo tra questi c'è il consorzio Venezia Nuova con il Mose. Le fatture non pagate hanno rallentato la liquidità e messo in difficoltà i lavoratori, per i quali inizia una trattativa di 2 mesi e mezzo per salvarne il posto. Sì, 75 giorni di trattative, con l'aiuto del Ministero noi vorremmo arrivare ad una cassa integrazione per sondare bene qual è la potenzialità del mercato, perché questa è un'azienda che ha tante potenzialità ancora. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di accoglienza dei migranti, perché non è andato per il sottile segretario nazionale della Lega D'Arè, rispondendo al vescovo di Vittorio Veneto, secondo cui respingerli non è da cristiani. Mi sono rivolto al vescovo perché non è possibile che per essere un buon cristiano bisogna essere accoglienti, credo che il buon cristiano lo sia il Veneto da sempre, quindi queste così missive del vescovo le rimando al mittente. Sul settimanale diocesano L'Azione, Monsignor Corrado Pizziolo è tornato a parlare di accoglienza dei migranti. Rifiutarsi, scrive, non è da cristiani. E la risposta del segretario della Lega Veneta non si è fatta attendere. Dia innanzitutto l'esempio, li accolga nel suo castello di San Martino sopra Vittorio Veneto, dopodiché può parlare.
credo che le comunità nostre hanno già hanno dato molto, d'altra parte l'integrazione con gli extracomunitari che sono venuti a cercare fortuna nel nostro paese, sono tanti, sono integrati, sono ben integrati nella nostra società, quelli che arrivano con i barconi pensando di trovare l'America, qua l'America non c'è, è un mondo del lavoro in difficoltà. Sui quotidiani anche la notizia che cala a nord-est il grado di fiducia nei confronti dello stesso Papa Francesco e l'ex sindaco di Vittorio Veneto dice non mi sorprende. Perché anziché difendere i cristiani difende altri di altre religioni. Infine l'iniziativa dell'azienda di vini Astoria di Crocetta del Montello, un manifesto contro l'intolleranza dopo l'aggressione subita a Torino dall'atleta di colore Daisy Osacque. Lo ha fatto bene per diciamo, sollecitare l'opinione pubblica. Noi siamo contrari a queste intolleranze e agli episodi di violenza da qualsiasi parte avvengano e soprattutto al di là del colore della pelle. Voltiamo pagina, fioccano le ipotesi sul mistero dei 2 scheletri ritrovati sotto la pavimentazione di piazza San Marco a Venezia che potrebbero risalire a prima dell'anno 1000. 2 scheletri umani, forse risalenti a più di 1000 anni fa, sono stati scoperti a Venezia durante i lavori nella Basilica di San Marco per la messa in sicurezza dell'ingresso dall'acqua alta. Sono i resti di un uomo e una donna, sepolti assieme. Sono venuti alla luce pochi giorni fa e i lavori si sono fermati per l'intervento della soprintendenza, che al momento non si è pronunciata sulla scoperta. Le ossa sono ora allo studio da parte degli archeologi, i resti sarebbero in buono stato di conservazione. Le salme erano una sopra l'altra, divise da uno strato di terreno che in base alle prime analisi potrebbe risalire al Medioevo. A scoprirle sotto alcuni metri di terra gli operai al lavoro, davanti alla parete sud della basilica e alla porta della carta di Palazzo Ducale. In attesa della datazione al carbonio 14 fioccano le ipotesi su quello che per ora è un affascinante mistero dell'archeologia. Non risulta che in quell'area vi siano mai stati cimiteri, fa presente l'esperto di storia veneziana Pieralvise Zorzi, né che la superficie della basilica sia mai stata ristretta. I pochi elementi al momento resi noti fanno pensare a un'epoca molto remota. Sembra essere una sepoltura frettolosa più che rituale, perché non credo che sia stata ritrovata una lastra di pietra o qualche cosa che se marcasse questo sepolcro, quindi fa pensare a una sepoltura frettolosa. È difficile fare una sepoltura frettolosa sotto delle lastre di pietra, quindi mi viene da pensare che sia stata fatta ancora prima che la piazza venisse pavimentata, perché è più facile scavare la terra che spostare dei mattoncini. L'ipotesi porterebbe a datare i 2 scheletri agli inizi del IX secolo, quando al posto della basilica vi era il Castellum dei Parteciaci, all'epoca del trasferimento della sede dogale nelle isole Realtine. A meno che non sia qualche cosa, paradossalmente, tanto per fare un'ipotesi invece veramente assurda, di molto recente, cioè qualche cosa avvenuta in un momento in cui le cose non si potevano controllare, vuoi per i bombardamenti, vuoi per la rivoluzione del 48, vuoi per qualsiasi cosa, e si sia scelto di fare la fatica di spostare invece le lastre di pietra e seppellire lì 2 persone che avevano espresso questo desiderio e probabilmente lo meritavano in qualche modo. Intervento al cuore con una tecnica innovativa, microinvasiva, è stato eseguito all'ospedale di Padova. Lo chiamano già un intervento da primato mondiale. Anziché intervenire come al solito con una operazione a cuore aperto su una donna cardiopatica di 70 anni che aveva subito da poco un intervento del genere, l'equipe cardiochirurgica dell'azienda ospedaliera Università di Padova, diretta dal professor Gino Gerosa, ha sottoposto la signora, che presentava una massa di 3 centimetri nella parte sinistra del cuore, a una operazione innovativa, a cuore battente, senza bypass cardiopolmonare e senza aprire il cuore, con il minor numero di incisioni possibili. Oggi nel nostro armamentario cardiochirurgico abbiamo delle tecniche transcatetere che ci permettono di condurre degli interventi che riducono in maniera significativa il rischio per il paziente che si sottopone a quel tipo di intervento. L'operazione è durata circa 3 ore e la paziente ha avuto un rapido recupero. È la prima volta che si è riusciti a rimuovere una massa all'interno del ventricolo sinistro senza utilizzare la circolazione extracorporea e senza fermare il cuore. Quindi utilizzando una tecnica di cardiochirurgia microinvasiva, che è quella che stiamo sviluppando da anni a Padova, che vuol dire poter correggere alterazioni strutturali cardiache non solamente attraverso una piccola incisione,
ma soprattutto senza utilizzare la circolazione extracorporea e senza fermare il cuore. Una tecnica chirurgica che amplia le possibilità di salvare la vita di tutti i cardiopatici gravi e di ridurre il rischio chirurgico. Questa tecnica è vantaggiosa in tutti i pazienti, però sicuramente è ancora più vantaggiosa nei pazienti cosiddetti ad alto rischio, quindi per età o per precedenti interventi cardiochirurgici. Previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione e dunque bel tempo sul Triveneto, ma con qualche temporale. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, sarà dunque una splendida giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Al pomeriggio, tuttavia, si accenderà l'instabilità sulle Alpi e sulle Prealpi con qualche temporale localmente fin verso le medio-alte pianure. Temperature minime tra 21 e 26 gradi. Valori massimi compresi invece tra 30 e 36 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, situazione molto simile con qualche pioggia al pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini e sulle medio-alte pianure. Ampio soleggiamento invece altrove con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra 22 e 23 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 32 e 35 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, con tanto sole al mattino e con accesa instabilità invece dal pomeriggio, con temporali piuttosto frequenti, localmente anche di moderata intensità. Concludiamo con le temperature. Le minime saranno comprese tra 22 e 23 gradi. Valori massimi compresi invece tra 33 e 37 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.